Martedì 30 agosto, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con la cronaca e con l'ennesima vittima della montagna. Un escursionista di 71 anni, residente nel Verbano Cusio-Ossola, è morto questa mattina durante una passeggiata all'Alpe Veglia, stroncato da un malore. Il servizio di Marco De Ambrosis. Un'altra vittima della montagna è successo questa mattina nel Parco Naturale dell'Alpe Veglia, in Ossola. A perdere la vita un escursionista di 71 anni, residente in Val di Vedro. Il pensionato stava raggiungendo in passeggiata il lago d'Avino, una delle mete più frequentate di questa suggestiva area montana. Improvvisamente, intorno alle 9, ha accusato un dolore al petto e si è accasciato a terra. Pronta la richiesta di aiuto da parte della moglie, che era con lui, con l'attivazione delle squadre del soccorso alpino di Varzo, che si sono incamminate verso il lago poiché a causa della copertura nuvolosa l'elicottero del 118 non riusciva a raggiungere la zona dove sorge lo specchio d'acqua, a 2246 metri di quota, alle pendici del Monte Leone. Solo verso le 10 l'ambulanza è alla fine riuscita a raggiungere l'escursionista, ma il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per probabile arresto cardiocircolatorio. Sul posto, per gli atti di polizia giudiziaria, sono intervenuti i militari del SAGF. Ci sono anche 3 varesini tra i 14 giovani denunciati dai carabinieri di Lentate sul Seveso, accusati di aver organizzato evoluzioni in sella a moto da cross in un'area recintata, sede di un cantiere per la realizzazione dell'autostrada pedemontana a Lazzate, in provincia di Monza Brianza. I denunciati sono giovani di età compresa tra i 15 e i 23 anni. Nella stessa area, il 12 marzo scorso, era morto uno studente sedicenne e da tempo agli inquirenti erano giunte segnalazioni di manovre pericolose da parte di motociclisti. Oltre ai 3 della provincia di Varese, ci sono 9 denunciati che risiedono nel Comasco, 1 in provincia di Milano e 1 nel VCO. È atterrato a Malpensa, proveniente da Santo Domingo, con 13 kg di cocaina nascosti nella sua carrozzina. Il corriere della droga è uno spagnolo, invalido, il quale, viste le sue condizioni fisiche, mai avrebbe pensato che qualcuno potesse mettergli il bastone tra le ruote durante le operazioni di scalo. Invece i cani antidroga non si sono dati pace fino a quando il passeggero non è stato sottoposto a controlli. I finanzieri hanno capito quasi subito di dover cercare a fondo, smontando la carrozzina, e infatti la cocaina era nascosta nell'imbottitura della seduta. L'uomo è stato arrestato. E alla fine arrivò la pioggia. Questa mattina da Varese a Gallarate, prime gocce, per ora tutt'altro che abbondanti, ma altre precipitazioni sono previste nei prossimi giorni. Ce ne parla Pasquale Martinoli con le immagini dell'agenzia Blitz. Tanto tonno che piove, anche se l'acqua questa mattina non è stata prolungata e i rovesci proseguono a sprazzi, ma l'inversione di tendenza c'è. Dopo mesi di siccità si annunciano giorni con qualche precipitazione. Da oggi fino a domenica sono previste nuvole con possibilità di temporali anche forti, soprattutto nel settore lombardo che comprende la provincia di Varese. L'invito è a tenere dunque gli ombrelli a portata di mano. Le temperature subiranno un calo fisiologico pur restando nella media. Preoccupa però la situazione idrica. La siccità non si risolve con qualche sporadico acquazzone. Dall'inizio dell'anno il deficit di pioggia rispetto alla media è pesante e l'emblema di questa situazione arriva dal lago di Varese, che ha raggiunto il minimo storico con 67 cm sotto lo zero idrometrico, eguagliando così la magra del 2011. Passiamo ora alla crisi energetica e alle nubi di tempesta che si addensano sulla nostra economia. L'Unione Industriali della provincia di Varese lancia l'allarme shock energetico. Siamo sulla soglia di un baratro, sono troppe le imprese che rischiano il blocco della produzione. Il presidente di Univa, Roberto Grassi, aggiunge: rischiamo una crisi industriale senza precedenti, ci appelliamo al senso di responsabilità di tutte le forze politiche e alle indiscusse capacità del Presidente del Consiglio. Bisogna agire subito o le conseguenze sociali saranno devastanti. Maggiori dettagli su prealpina.it e sulla Prealpina in edicola domani. A Busto Arsizio sono ripartiti i lavori per la ripavimentazione in una piazza Vittorio Emanuele II che in pochi anni sta vivendo un vero e proprio incubo. Vediamo la testimonianza di una commerciante esasperata nell'intervista di Francesco Inguscio. Siamo con la commerciante Anna Nedalini, che gestisce, titolare di un negozio di antichità qui in piazza Vittorio Emanuele, piazza ancora interessata da oggi per l'ennesima volta dai lavori per la sistemazione della pavimentazione. Certo. Ci siamo ancora. Ci risiamo per la buona la terza, buona la quarta, ormai abbiamo perso conto.
ma non è neanche quello, lì ci sono delle cose evidenti di asfaltatura di questo pavé che sale, quindi è pericoloso per i pedoni, le macchine, ci sta tutto. Però io mi domando e dico, iniziare a fare i lavori quando la gente ritorna, il grande della gente torna e rientra alle vacanze, delle ferie, dagli spostamenti, gli uffici riaprono, le scuole e tutto quant'altro. Cioè io credo che per rimettere a posto questo tratto si potesse fare, anche chi fa pavimentazione avrà diritto alle ferie, però iniziare magari 15 giorni prima, anche perché adesso inizierà a piovere, si bloccheranno i lavori, per cui se i lavori sono previsti per una settimana, minimo diventano 2. Non so, io la trovo veramente un gioco al massacro continuo in questa piazza. Passando a Gallarate, prosegue il viaggio di una neomamma reporter con la sua bimba tra i rioni della città. Oggi Annalisa Colombo ci porta ai Ronchi. Tra i due parchi, l'area cani e le attività commerciali che nella maggior parte dei casi prestano attenzione alle esigenze dei più piccoli, il quartiere dei Ronchi raggiunge con facilità la sufficienza, anzi la supera. C'è l'area cani di via Covetta che per gli amici a quattro zampe e i loro padroni rappresenta davvero un angolo di pace e di svago. Ci sono poi altre 2 aree verdi che hanno fatto breccia nel cuore dei residenti e non solo. Piccolo ma dimensione dei giovani, il parco di Via delle Rose con l'arrivo del campo da basket e della teleferica piace sempre più. Impossibile poi non menzionare il parco Bassetti che con le nuove modifiche, come ammettono mamme e nonni, è sempre più nel cuore di tutti. Ronchi è un rione a portata di mamme e di bambini? A quanto pare sì. I marciapiedi in prossimità dell'asilo di Via Scese e della scuola primaria di Via Padre Lega sono stati da poco sistemati. Le attività commerciali non tutte hanno accesso facilitato, ma nel caso, come abbiamo testato, sono disposte ad aiutare. Nota dolente la velocità elevata in alcuni punti, in particolare in Via Scesa. Difficoltosa anche l'uscita dallo stop di Via Arturo Toscanini. In qualche punto, poi, il marciapiede e la strada avrebbero bisogno di una sistemata, come evidenziano alcuni residenti. Si sente anche la mancanza del mercato rionale e, secondo alcuni, una sperimentazione come quella in programma a Caiello sarebbe da provare anche qui ai Ronchi. Per chiudere la pagina politica, a ormai meno di un mese dal voto del 25 settembre, sentiamo oggi Vittorio Salvo, candidato alla Camera del Movimento 5 Stelle in provincia di Varese. L'intervista è di Silvestro Pascarella. Conto alla rovescia per le elezioni del 25 settembre, siamo con Vittorio Salvo, Movimento 5 Stelle, candidato all'uninominale nel collegio sud della provincia di Varese e al proporzionale per la provincia di Varese. Gli chiediamo quali sono obiettivi, ruolo e importanza dei 5 Stelle nel nostro territorio. Buongiorno. Mi presento, sono Vittorio Salvo, praticamente i nostri obiettivi principali sono legati al nostro programma che specialmente qui nella provincia di Varese è legato all'ambiente, ambiente che riguarda il risanamento del lago di Varese che è stato fatto nel più breve tempo possibile, eventualmente ridurre gli inceneritori nella regione Lombardia perché ce ne sono alcuni che sono veramente obsoleti e speriamo che i cittadini ci diano fiducia perché per noi la loro salute e il loro benessere è il punto principale delle nostre azioni. Vi presentate da soli, come in tutta Italia, vi presentate con quali aspettative dal punto di vista, diciamo così, indicativo delle percentuali per queste elezioni? Allora, sicuramente non ci siamo mai fidati delle indagini di mercato appunto e delle statistiche che vengono redatte, la maggior parte sono a pagamento, quindi sappiamo che e anche le persone devono capire queste cose, per cui secondo me non partiamo sicuramente svantaggiati rispetto a nessun'altra forza politica. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento a domani alle ore 19 e vi auguriamo una buona serata.